Prosegue su Veneto Globe la rubrica di interviste Voci da che Veneto Globe sta raccogliendo in molte località del Veneto. Oggi abbiamo come ospite il professor Pier Mario Pop, già sindaco di Calalzo di Cadore e attualmente responsabile coordinatore del presidio Barbara Rizzo di Libera Cadore. Il suo è un intervento importante non solo per il profilo economico, ma perché l'associazione Libera è stata fondata da Don Luigi Ciotti, nato a Sottocastello di Cadore. In Cadore Don Luigi torna spesso, anche perché nel corso degli anni si è fatto molti amici che condividono le sue attività. Libera Cadore oggi è diventato un importante presidio della legalità che si sta battendo contro le infiltrazioni mafiose nel Veneto e in provincia di Belluno, contro il gioco d'azzardo e nella difesa dell'ambiente naturale. Pier Mario Fop è anche uno dei fondatori dei consigli comunali dei ragazzi che sono sparsi sul territorio. Possiamo partire da qui, professore. Perché sono tanto importanti i consigli comunali dei ragazzi? Ma i consigli comunali dei ragazzi sono importanti perché abituano i giovani a partecipare, abituano i giovani a discutere e a trovare soluzioni, ovviamente per i problemi che li riguardano. Questo poi diventa una palestra di vita per tutto il percorso che faranno successivamente. Gioco d'azzardo, un punto fondamentale dell'attività di Libera Cadore. A che punto siamo oggi? Noi, insieme al gruppo di lavoro che si occupa di questo argomento, stiamo cercando di sensibilizzare le amministrazioni e la popolazione su questo gravissimo problema. In aiuto, per fortuna, è venuta la legge regionale che sta dando degli indirizzi ai comuni su come approvare dei regolamenti per la limitazione dell'utilizzo soprattutto delle slot machine e dei mezzi meccanici del gioco d'azzardo. Certo che il problema non è solo quello, anche se questo è un problema enorme perché c'è della gente che si consuma pensioni, si consuma stipendi appena ricevuti e mette in crisi le famiglie. Il problema è che il gioco d'azzardo si esplica anche online e questo è tutto un sommerso che non si conosce e che diventa, per cercare di contrastarlo, diventa fondamentale appunto la sensibilizzazione e la conoscenza, ma anche iniziative che possono essere fatte a vari livelli, cominciando già dalle scuole, di come dire, presa di coscienza dei rischi, dei pericoli che questo può comportare e quindi è un lavoro culturale che deve essere portato avanti con forza e con costanza. Noi fino adesso, in questo momento, abbiamo fatto alcuni incontri nei comuni del Cadore, ne facciamo alternativamente in Valboite, in Comelico e in Centro Cadore e premiamo con un quadretto realizzato dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Auronzo, la scuola media di Lozzo, il laboratorio di calligrafia, un quadretto che richiami l'attenzione appunto al percorso problematico che queste persone purtroppo si trovano a fare. Ma il gioco d'azzardo è anche legato alla, come si può dire, alla legalità e alla lotta alle mafie? Beh, certo, c'è un gioco d'azzardo, diciamo, controllato dallo Stato che permette comunque un'entrata, no? E poi c'è un gioco collaterale, diciamo, che è fuori dal controllo dello Stato, anche perché poi queste organizzazioni che utilizzano il gioco d'azzardo lo fanno per reinvestire o per investire per i soldi i soldi non leciti che devono gestire, insomma. Ecco, in questa attività di lotta alle mafie, quanto è impegnata, quanto è impegnato il presidio di Libera Cadore? Anche perché il nome stesso
presuppone una lotta alla mafia. Sì, Don Luigi e Libera, quando hanno iniziato la loro attività, hanno pensato proprio questo nome di presidio perché volevano cercare di diffondere in tutta Italia la presenza di qualche persona, perché non è necessario che poi questi presidi siano frequentati da migliaia di persone. Certo, più persone ci sono meglio è, ma il nostro ad esempio ha una cinquantina di iscritti e comunque fa un'azione importante sul territorio. Ma comunque sono presidi che, la parola stessa lo dice, cercano di monitorare il territorio e fanno da antenne, cioè in base alla sensibilità delle persone che ne fanno parte, anche alla formazione che Libera stessa compie con queste persone, l'impegno è quello di diciamo cercare di, appunto come dicevo prima, monitorare e nel caso in cui ci fossero situazioni sospette, particolari, pericolose, segnalare alle autorità competenti. Non è un lavoro di polizia. Un altro lavoro importante che diciamo è un po' è quello che si fa anche con il gioco d'azzardo, è quello di fare un'azione culturale sul territorio, quindi informare, far capire quali sono le modalità di infiltrazione delle mafie nei territori. Purtroppo la vulgata comune è quella di pensare che i mafiosi si presentino con la coppola in testa e la lupara sulla spalla e che parlino meridionale. In realtà, come abbiamo visto in altri posti del Veneto, in molti posti del Veneto, si presentano parlando dialetto veneto e sono anche persone conosciute, solo che sono i portavoce e uomini, diciamo, legati agli affari delle mafie. Quanto rispondono i giovani in questo settore? I giovani rispondono molto, noi abbiamo la fortuna di avere un gruppo di giovani molto bravi che capiscono, partecipano, hanno voglia di partecipare, sentono che partecipare per loro è vivere la loro comunità. Alcuni di questi vengono dall'esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ecco, e questo impegno, quanto è importante per quanto riguarda il rapporto con le amministrazioni comunali, con le istituzioni? Beh, le amministrazioni comunali, non solo qui in Cadore, credo un po' in tutta Italia, soprattutto nei piccoli comuni, stanno soffrendo una crisi di rappresentanza. Noi sappiamo che tutte le volte che ci sono delle elezioni diventa difficilissimo riuscire a trovare delle persone che si rendano disponibili a fare gli amministratori. Partecipare con Libera, discutere anche con i consigli comunali dei ragazzi può aiutare le persone a crescere, a farsi una coscienza civica, e quindi coscienza civica vuol dire anche partecipazione e vuol dire anche quindi rendersi disponibili quando sarà il momento e nei modi che riterranno opportuni a partecipare e ad amministrare i territori che vivono. In questo impegno, quanto è importante l'impegno della Magnifica Comunità di Cadore? Allora, la Magnifica Comunità di Cadore, che è un ente morale e culturale, non è un ente amministrativo del territorio, è un ente storico che ha origini antiche nel XV secolo, all'inizio del XV secolo, in realtà svolge una funzione estremamente importante, non solo in relazione diciamo, alla collaborazione che ha con Libera, ma anche in tanti altri settori. È importante perché tanto è uno dei soci fondatori del presidio di Libera Cadore e poi perché è un'istituzione rappresentativa di tutto il Cadore, quindi da San Vito fino adesso dobbiamo escludere Sappada, fino a Presenaio, diciamo, ma anche di là nei comuni dell'Agordino.
E quindi il fatto che sia un socio fondatore per noi diciamo diciamo ci dà una certa sicurezza perché ci sentiamo appoggiati da un'istituzione importante e abbiamo visto che grazie alla partecipazione del suo presidente e di altri insomma, rappresentanti di questo organismo riusciamo a fare tante cose. Il logo diciamo, la presenza della magnifica comunità c'è sempre in tutte le iniziative che portiamo avanti, anche che i ragazzi portano avanti. Una notizia allora buona è quella che nell'ultimo consiglio del 2019 Sappada ha chiesto di continuare a far parte del Cadore, perché rientra ancora nei comuni cadorini. Ha un atteggiamento schizofrenico. Sì, sì. È tra i problemi che dei quali Libera si occupa, c'è anche il problema della droga. E quanto è grave la situazione in Cadore? La droga fa parte di quelle dipendenze a cui fa parte anche il gioco d'azzardo. Certo. È un problema diffuso come in tutto il territorio. Noi sappiamo che le sostanze stupefacenti sono una delle fonti di entrata principali delle mafie, in particolare dell''ndrangheta, che ha uno scambio molto stretto con i cartelli del Sud America. Purtroppo anche i nostri giovani, alcuni diciamo in certe situazioni ne fanno uso e certo anche questo è un argomento che Libera non può non prendere in considerazione con quel gruppo che abbiamo detto di lavoro sulle dipendenze. Noi fino adesso in realtà ci siamo concentrati in modo particolare sul gioco d'azzardo, però questo come anche il problema legato all'alcol, no? Alle dipendenze legate all'alcol e anche a tutte le altre, diciamo che sono argomenti che vanno affrontati sempre nell'ottica della sensibilizzazione culturale, del coinvolgimento delle scuole, dei giovani e anche naturalmente con un occhio molto attento alle infiltrazioni. In che senso? Nel senso che alcune attività potrebbero essere delle coperture in realtà per questo tipo di commercio e quindi diciamo che Libera, Cadore, il presidio è un'antenna se qualcuno vuol fare delle segnalazioni, non necessariamente ai carabinieri perché ma a Libera lo può fare e Libera attraverso i canali che ha riesce ad arrivare alle procure che si occupano di questi argomenti. Insomma. Il 21 marzo, che c'era la grande festa di primavera, istituita da Libera con lo Stato italiano, con lo Stato italiano, purtroppo a causa del coronavirus non è stata possibile farlo. Era prevista una manifestazione a Padova, non è stata realizzata, come non è stata realizzata quella che doveva essere fatta a Domizze. Però Libera ha fatto lo stesso la sua azione. Ha fatto una promozione su Facebook e su tutti i social, mettendo dentro i nomi lo stesso delle persone morte per mafia, con la fotografia, con un rappresentante di Libera che li rappresentava. Cosa ne pensa di questa iniziativa? Si diceva prima che adesso purtroppo siamo in una situazione in cui la comunicazione avviene a distanza, che però diciamo ha ovviamente dei lati negativi perché non c'è la possibilità di sviluppare in maniera approfondita le conoscenze e quindi anche creare legami di amicizia come si fa normalmente negli incontri che ci sono tra persone. Ha però degli aspetti positivi, come anche oggi in questo caso, perché possono essere sviluppate degli incontri
a distanza, online, in cui si possono manifestare le proprie idee o delle questioni che possono essere di interesse generale. Ecco, la manifestazione del 21 marzo si è svolta in maniera virtuale, non si è, anomala. Sì. non si è voluto perdere il momento, perché Don Luigi giustamente chiede a tutti uno sforzo per realizzare proprio il 21 marzo, che è il primo giorno di primavera, un'azione di ricordo nei confronti delle vittime innocenti delle mafie, che non deve essere solo di ricordo, ma anche di impegno. E noi lo abbiamo fatto seguendo un po' le indicazioni che ci ha dato Libera Nazionale. Abbiamo, tra virgolette, inondato i social, quelli a cui siamo iscritti, con queste immagini, e non solo, anche con dei piccoli video. Noi abbiamo voluto ricordare anche in quell'occasione la storia di Barbara Rizzo e dei suoi due Di gemellini, Margherita Asta. Salvatore e Sì. Giuseppe, e di Margherita, perché poi c'è poca distanza tra il 21 marzo e il 2 aprile, no? Che è l'anniversario della strage di Di Pizzolungo. Pizzolungo, sì. Ecco, l'ultima cosa, concludiamo qui con una sola cosa. Questo dimostra quell'intervento che è stato fatto il 21 di marzo, che la popolazione in un certo senso segue quello che fa Libera. È vero o è solamente un'illusione? No, le persone che hanno fatto la fotografia con il nome di una delle persone innocenti uccise dalla mafia l'ha fatto spontaneamente, non c'è stata nessuna costrizione. Da casa ha fatto questa fotografia, come anche era già successo quell'estate in cui ci siamo messi tutti le magliette rosse, compreso Don Luigi, per manifestare la necessità di rimanere umani nei confronti delle persone che chiedono aiuto e che vengono anche dall'estero, nel caso specifico i migranti che a migliaia purtroppo sono morti nel mare Mediterraneo. Per concludere, qual è l'appello che viene lanciato da Libera? L'appello di Libera, che è quello che fa Don Luigi tutte le volte, è partecipare, è il noi che vince, dice sempre, cioè non fare da soli, ma cercare di fare insieme agli altri, e soprattutto, dice sempre una cosa importante, non pensare di partecipare solamente con un click o mettendo una firma. Non è sufficiente, è già tanto questo, perché tanti non mettono neanche quella alle petizioni civili, ma fare qualche cosa di più, mettersi in gioco, ecco, mettersi in gioco, perché lui e noi diciamo che non è sufficiente far finta di partecipare al dolore o ai problemi delle comunità, perché e girarsi dall'altra parte poi quando c'è da prendere una posizione che comporta un certo impegno. No, è necessario prenderla e metterci la faccia insieme a tutte le altre, come abbiamo fatto il 21 marzo, quando ci siamo fotografati col nome delle vittime. La manifestazione del 21 marzo ha messo in mostra una grande partecipazione anche di persone non iscritte a Libera, che ha postato, come si dice in gergo di Facebook, che ha postato la sua foto con il nome di una persona morta da mafia, tra i quali anche lo stesso presidente della famiglia comunità. Questo dimostrerebbe, secondo il mio punto di vista, che la popolazione sta interessandosi sempre di più a questo argomento. Cosa ne pensi, Pier Mario? Sì, io direi proprio di sì, anche perché è stata una partecipazione spontanea. Lo stimolo è partito da Libera, ma ognuno si è preso la briga di scegliere un nome e di fotografarsi, e poi di postare, come si diceva prima, la propria immagine nei social. E questo, dicevo, era già successo quando Don Luigi ha lanciato la campagna delle
magliette rosse, per testimoniare la presenza, la partecipazione attiva delle persone con la propria faccia a sostegno dell'umanità, dell'essere umani, del rimanere umani. In quel caso lì l'argomento era, ed è ancora purtroppo, l'accoglienza e il dramma dei migranti che muoiono a migliaia nel mare Mediterraneo. Sì, Dicevo continua, che, finisci. Concluda? Sì. no, dicevo che sì, mi fa piacere insomma questa intervista perché dà la possibilità al piccolo presidio del Cadore di Libera di raccontarsi, no? Di dire quello che fa, e spero che anche Don Luigi, che salutiamo sempre con affetto, sia contento perché ci tiene insomma che il Cadore in qualche modo sia presente, e lui, essendo, e dice sempre sono nato a Pieve di Cadore, in questo caso qui insomma il Cadore c'è. Grazie professore e buona fortuna per Libera. Grazie a voi dell'opportunità che mi avete dato e avete dato a Libera, per quanto io sia un piccolo rappresentante periferico.